Incidente fortunatamente senza feriti tra un camion ed una cisterna, ma una perdita di GPL manda in tilt la circolazione autostradale per buona parte della mattinata. Autostrada A4, sono le 10:40 quando un tamponamento nel tratto tra San Stino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia provoca una pericolosa fuoriuscita di gas GPL dal camion cisterna. Subito a scopo precauzionale Autostrade Alto Adriatico sospende la circolazione. Autostrada chiusa in entrambe le carreggiate. Tra San Stino e Cessalto verso Venezia, tra San Donà e San Stino verso Trieste, chiuso anche l'ingresso in A4 all'altezza di Porto Gruaro della A28, lo svincolo di San Stino e l'ingresso a Cessalto verso il Friuli Venezia Giulia, chiuso anche l'ingresso in A4 all'altezza di Porto Gruaro dalla A28, lo svincolo di San Stino e l'ingresso a Cessalto verso il Friuli Venezia Giulia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre ed il supporto del nucleo NVCR per mettere in sicurezza l'autocisterna. Ci sono volute circa 3 ore per concludere le operazioni. Alle 13:45 l'autostrada è stata riaperta in entrambe le carreggiate, pesanti i disagi alla circolazione. Ed un altro incidente si è verificato questa mattina lungo la superstrada pedemontana veneta in direzione Vicenza, all'altezza di una galleria in territorio comunale di Povegliano. Nel tamponamento tra un'auto ed un autocarro è rimasto ferito fortunatamente in modo non grave il conducente della vettura. Per estrarlo dalle lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco. L'uomo è stato poi trasportato all'ospedale dai sanitari del 118 di Treviso. Le indagini sulla dinamica dell'incidente sono affidate alla polizia stradale.